Pensavamo i primi di settembre di esserne quasi usciti, perché i casi anche a paese si contavano sulle dita di una mano. Devo dire che nell'ultimo mese la situazione è peggiorata sensibilmente. 446 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, 2 decessi. La Marca si conferma una delle province venete con il maggior numero di contagi, che nell'intera regione continuano a rimanere oltre i 2000. Anche nei singoli comuni cresce la preoccupazione. Ai sindaci negli ultimi giorni stanno arrivando dall'azienda sanitaria report di cittadini contagiati o ricoverati sempre più numerosi. È il caso di Paese, dove la prima cittadina Katia Uberti si dice preoccupata per l'aumento dei casi. Nel giro di qualche giorno sono quintuplicati anche qui a Paese, quindi siccome stiamo affrontando il periodo prenatalizio di cene, di incontri, questo mi spaventa un pochino. Contagi nell'ambito domestico, spiega Uberti, con il virus contratto da bambini e ragazzi e poi trasmesso ai familiari. Qui a Paese mi ritrovo purtroppo con persone non tanto anziane, però ricoverate in ospedale, e magari nipoti o in casa che purtroppo con contatto scolastico sono diventati positivi e quindi hanno contagiato i familiari. Non è una situazione facile. Pensavamo di trascorrere un Natale normale, continua il sindaco, ma lo sarà solo in parte. E il ricordo va al febbraio 2020, quando proprio Paese registrò la prima vittima trevigiana del Covid, la 76enne Luciana Mangiò. Si sapeva che c'era un decesso nella provincia della Marca, è toccato a Paese, abbiamo rischiato di diventare zona rossa. Il giorno seguente eravamo già presenti presso la prefettura per vagliare e valutare insieme quali direttive adottare. Fortunatamente non c'è stato l'isolamento, però ha scosso non di poco tutta la comunità di Paese.